Allora, ciao, questa mattina iniziamo la rassegna stampa con Marco Dolfin. Togliti via la mascherina, dai, ti siamo distanti, siamo più del metro, dai, siamo più del metro. Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale e anche candidato alle elezioni regionali qua per la provincia sud, quindi Chioggia, Cavarzercona. Il collegio qua. Allora, andiamo subito veloci come un fuso e andiamo a guardare alcuni titoli della rassegna stampa di oggi. Dunque, direi che per cominciare, diciamo che un titolo interessante è quello sul reddito di cittadinanza. Qua c'è del Gazzettino, prima pagina, reddito, i veri numeri del flop, su 1 milione di beneficiari dell'assegno di cittadinanza, meno di 1 su 4 ha trovato poi lavoro. E infatti, tra l'altro, ci sono 500.000 posti in meno in pratica. E appunto, sempre il successivo titolo, è un discorso nazionale ovviamente: reddito di cittadinanza, solo 1 su 4 trova lavoro, il 60% dei percettori del sussidio che ha firmato un contratto risiede al sud, il bonus ha superato i 600.000 milioni mensili, a rilento le pratiche nei centri d'ufficio. E questo è un tema, diciamo, che tocca anche qua la nostra zona, perché insomma i percettori di reddito di cittadinanza non sono pochi. Tu cosa dici dal tuo angolo visuale di consigliere, nonché anche, diciamo, di dipendente ACTV, sei autista da ACTV, insomma, sì, sono autofrontaliere. Ma io penso e credo che questo è uno strumento che ha dimostrato fin dall'inizio tutta una serie di perplessità, di dubbi, e poi si vede poi alla fine con i numeri alla mano che è praticamente un flop nel vero senso della parola. Dispiace perché poteva essere comunque un qualche cosa che poteva essere, diciamo, utile a tutto quel mondo dei lavoratori, a tutto quel mondo che magari voleva avvicinarsi o ha perso il lavoro o comunque voleva avvicinarsi al mondo del lavoro, e per tante situazioni appunto che si è trovati a crisi o situazioni del genere, sta di fatto appunto che poteva essere uno strumento fattibile per poi il riaccompagnamento un'altra volta nell'inserimento lavorativo. In realtà purtroppo questo non è avvenuto perché poi manca tutta quella filiera, diciamo così, di reinserimento all'interno della realtà lavorativa, soprattutto perché in questo momento qua scarseggia a maggior ragione ancora di più in questo periodo qua il lavoro. E dunque è assurdo pensare che vi sia poi uno strumento, tra l'altro, che abbiamo visto un po' abbastanza difficoltoso nell'accedere. Ricordiamo i famosi navigator che sono dovuti in corsa ad essere addirittura formati per far sì che poi si gestisca il tutto, ma in realtà questo è il dato di fatto, ecco, non sta portando i frutti sperati, specialmente al sud, perché insomma sono più persone che ne approfittano, diciamo così, di questo strumento, perdendo anche quella volontà, quella voglia appunto di cercare lavoro, perché tanto comunque hanno un sussidio. Il sussidio viene chiamato sussidio da divano, proprio perché riescono a sbarcare il lunario, magari fanno anche qualche lavoretto in nero e dopodiché appunto riescono a portare a casa lo stipendio mensile, ecco, da una parte o dall'altra. Senti, ti interrompo, visto che abbiamo parlato che sei autoferrotranviere, c'è un titolo qua sulla Nuova Venezia di oggi: autisti ACTV, non carabinieri, non spetta a noi controllare. I dubbi del presidente dell'azienda Scarabrin sul rispetto delle regole a bordo dei bus che trasporteranno gli studenti fra mascherine e distanziamenti. Beh, questo penso che sia ovvio, è vero, cioè già la mansione è pesante, ha tutta una serie di problematiche, sei a contatto con le persone, devi lavorare con la mascherina, la porta anteriore vicino all'autista, diciamo così, non la deve neanche aprire, e dunque tutta una serie di situazioni, il traffico, il caos quotidiano, tutto quello che vogliamo. In più, se ci mettiamo anche a controllare il personale che magari non ha il distanziamento o non ha la mascherina, ripeto, diventa molto difficile gestire. Cosa fai? Se uno ti dice no, io sto così, cosa fai? Prendere schiaffone. Esatto. Questo non vuol dire che comunque
l'osservanza appunto delle regole noi non le facciamo rispettare, ci mancherebbe altro, però attenzione, nell'ambito lavorativo di un turno di lavoro ci possono essere anche queste situazioni che magari ti possono sfuggire, perché magari le persone appunto salgono nella parte posteriore, dunque tu non riesci neanche a vederle, ecco, ma non sta certamente all'autista alzarsi in piedi e andare a fermare le persone, deve essere più a monte, diciamo così, il controllo, e questo veramente mi preoccupa, perché in vista appunto della riapertura delle scuole e tutta la mole di caos che ahimè gira attorno a riapertura delle scuole da una parte, e l'aumento sicuramente di traffico, visto la stagione magari in autunnale invernale ormai si sta avvicinando col fine d'estate. Ecco, qua sempre un altro titolo, sempre sul Gazzettino, a scuola con bus e battelli per i turisti, aziende pubbliche in attesa di regole chiare per applicare la capienza dell'80% sulle linee e servizi degli studenti. ACTV pensa di chiedere aiuto al Gran Turismo per garantire le corse. Privati in campo, così risparmiamo tutti. Sicuramente, si comincia a vedere un po' anche di chiarezza dal momento in cui c'è questo accordo Stato-Regione su un tema importantissimo che è fondamentale, diciamo anche per la riapertura delle scuole. Dunque tutti i mezzi che poi porteranno da scuola bus, i battelli nella fattispecie di Venezia, o piuttosto che sulla terraferma con tutti i mezzi autobus, piuttosto che tram, piuttosto che treni. All'inizio si ipotizzava addirittura un 50% di capienza, invece si è arrivati all'80%. È ovvio che comunque per appunto mantenere il distanziamento, tutto quello che ne deriva dalle direttive. Il problema è che ACTV, come tante altre aziende, proprio per mantenere, per tutelare a maggior ragione, cercherà sia con la propria flotta, ma al tempo stesso nel cercare di riuscire appunto a rispondere nelle maniere dovute, cercherà magari anche l'aiuto da parte delle realtà dei privati, ma questo penso che sia nel buon senso, nel capire il ragionamento da parte un po' di tutti nella tutela prima di tutto della salute. Non si porta via niente a nessuno, non è che ACTV tiene fermi i propri mezzi per far viaggiare realtà private. ACTV metterà in campo, ACTV parlo in questi termini, ma tutte le aziende pubbliche cercheranno di mettere in campo il massimo, diciamo così, tutto quello che è a disposizione, dopodiché comunque farà giocoforza l'utilizzo anche dalla parte laddove vedranno che non riusciranno a gestire o a mantenere, diciamo, un giusto servizio rispettando le terminologie che sono state date. Cercheranno magari di far fronte anche attraverso l'utilizzo della realtà dei privati, ecco. Ma non vedo niente di scandaloso, ecco. Ci mancherebbe altro, sempre nelle giuste competenze, nelle giuste considerazioni nell'ambito generale. Allora, io passerei alla cronaca locale di Chioggia, dove quelli del Gazzettino, e in particolare l'amico Diego Degan, dobbiamo ammettere che per una volta ogni tanto ci hanno dato due buchi, si dice così. Uno è sulla barca, di cui abbiamo parlato anche altre volte, e uno c'è appunto uno di queste sicurezza arriva su un vigile, dove tu sei proprio qui, sei citato anche tra l'altro. Sulla barca ne avevo parlato più volte, c'è stata questa situazione in cui quella struttura che era stata fatta durante l'amministrazione, iniziata durante l'amministrazione Romano Giusto Paggio, l'iter era iniziato, però diciamo sì, a costruire era come se hai ragione, che è iniziato durante Bonelli. E niente, c'è stata quella vicenda anche così con latti un po', diciamo, sì, un po' non saprei definirli in modo che magari che non ho avuto qualcuno, ma la novità è che l'assessore Alessandro Penzo ha fatto un'ispezione, lo dice qua appunto il Gazzettino, ha fatto un'ispezione ai locali e ha trovato dei lavori non autorizzati. Leggiamo, abbiamo constatato che erano stati eseguiti dei lavori non autorizzati e quindi non erano nel rispetto delle planimetrie depositate in comune,
e quindi a fronte di questa evidenza i due amministratori sono recati al comando dei carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Ma io resto veramente perplesso. In questo comune ogni giorno si apre il giornale e se ne vede una di nuova. Ormai sono 4 anni e mezzo che viviamo questa realtà, io da dentro, da consigliere comunale dell'opposizione, ma non perché sono all'opposizione, ma mi rendo conto che siamo veramente messi male in questo comune. Solo chi vive quotidianamente la realtà amministrativa si rende conto, ma come vedete ogni giorno ne esce una di nuova, dunque penso che insomma in 4 anni e mezzo la cittadinanza abbia capito in che mani siamo finiti con questi 5 Stelle. Ma questo è uno dei tanti, perché non può essere che addirittura un assessore o addirittura il Presidente del Consiglio vadano a denunciare degli ignoti. Chi sono questi ignoti? Cioè è veramente da una parte ridicolo, ma dall'altra grave. Cioè questi si direcono dal comando dei carabinieri a denunciare degli ignoti. Chi sono questi ignoti? Abbiano il coraggio di dire, perché non penso che qualche matto sia andato là di notte a fare delle pulizie, a fare delle dipinture, abbiano fatto dei lavori. Cioè il matto al limite va dentro, soggiorna oppure spacca tutto, come siamo abituati a vedere spesso e volentieri. Questi addirittura ci vanno a fare anche dei lavoretti, addirittura ci vanno anche a sistemare, che ne so, i muri, gli intonaci e quant'altro. Io trovo veramente assurdo che si abbia il coraggio di andare a denunciare, se questi ritengono opportuno qualcuno, e che lo vadano. Io trovo veramente imbarazzante tutta questa vicenda, perché l'amministrazione sa chi è entrata, ci sono delle carte, dei documenti, delle firme, delle determine che hanno attivato dei determinati lavori, delle competenze ben precise. Non vedo per quale motivo stia succedendo un caos. Attenzione, perché alla fine, tradotto in termini di servizi, quella struttura può essere utile alla causa, visto che da tanti anni, e da amministratore non posso che dire che è una cosa assurda, vergognosa, che un immobile del comune, della collettività, sia ridotta in quest'atto. Nel momento in cui c'è qualcuno che la voglia recuperare, vuole dare un servizio alla città, si arriva al punto anche di mettere i bastoni tra le ruote, quando che è la stessa amministrazione comunale che ha dato la possibilità di poter prima di operare e fare determinati tipi di interventi, e poi dopo di concedere per fare un servizio alla collettività come quello tanto importante e sensibile come quello relativo all'infanzia e quant'altro. Io mi domando, da genitore, se mio figlio avesse un bambino piccolo da dover portare in questa struttura, magari mi sono già iscritto, tutto il resto, vedendo che ormai i giorni dell'inizio della scuola, che ormai sicuramente non saranno rispettati, perché se saranno a fare altri lavori non verranno più rispettate le date. Cioè, mi metto nei panni di un genitore che alla fine non sa più dove collocare, diciamo così, uso questo termine, il proprio figlio, il proprio bambino, in un nido oppure in un'altra struttura. Ecco, questa è una cosa veramente vergognosa e assurda, e poi non si ha neanche il coraggio di prendere le proprie responsabilità, perché si va a dire, addirittura va a denunciare degli ignoti. Come degli ignoti? Su un immobile del comune che qualcuno ha aperto la porta, gli ha dato le chiavi a qualcuno che entra, che faccia i lavori, determinati lavori con determine già precise da parte del comune, e si viene addirittura a denunciare degli ignoti. Ma stiamo scherzando? Io mi domando veramente da chi siamo amministrati. Altro che staglio e olio qua. Cioè qua veramente siamo di fronte a oggi le comiche quotidianamente, perché questa storia qua, queste situazioni qua si ripetono quotidianamente all'interno del palazzo comunale. Purtroppo il popolo, la cittadinanza non è informata nel vero senso della parola, ma credetemi, in 4 anni e mezzo di queste situazioni ne abbiamo viste a bizzeffe, e pensare ancora che qualcuno si propone a voler governare la città, ma al tempo stesso anche a presentarci in altre sedi istituzionali, io veramente non so che dire. Ecco, pensateci in lungo e in largo su questo. Qui non per darti sempre continuamente assist, ma qua c'è sempre un altro articolo che ti riguarda: sicurezza arriverà solo un vigile, e praticamente quel famoso bando, alla fine più di uno vigile non arriva. La fine dell'articolo termina proprio citandoti, commenta sarcastico. Allora, la politica di amministrazione, in seguito, senza tener conto in presenza, è stato assunto un agente a tempo determinato da una precedente graduatoria, è stato pubblicato il bando per 5 altri agenti, che ha portato a quest'unica assunzione. Potremmo incaricare il nuovo vigile di consegnare gli auguri di Natale. Commenta sarcastico il consigliere Marco Dolfini. Scherzi a parte, questa vicenda dimostra l'incapacità di questa amministrazione. Qui ancora, diciamo... Qua siamo lo stesso svolto della medaglia, che è la stessa uguale, cioè nel senso che siamo di fronte veramente a una situazione
allucinante. L'unico comune, penso in Italia, che quest'anno non abbia assunto a maggior ragione in una città balneare come la nostra, che in piena stagione arriviamo anche a 150.000 presenze, quest'anno anche dovuto, sicuramente meno, ma dovute anche alla presenza del Covid, dunque l'attenzione nei confronti del distanziamento, tutta una serie di cose. Poi ci ritroviamo in situazioni che non sono state fatti i concorsi nei tempi e nei modi dovuti, e non è una novità perché sono anni che vengono chieste appunto la possibilità di poter assumere nuovo personale, perché tra quelli che sono andati in pensione, quelli appunto che hanno, ahimè, sono periti, tutta una serie di situazioni, ci troviamo con un corpo oggi assai minimo di presenze e che non può sotto organico, e che non può certamente rispondere alle esigenze del territorio. In più si fanno delle cose, utilizzo a fine stagione, un'assunzione di 6 vigili che non si è presentato nessuno, e il Presidente del Consiglio, se la prende con ancora una volta contro i dirigenti. Io mi domando veramente, ma dove sta andando questa amministrazione, questo comune? Credo tra l'altro che il dirigente che è stato citato sia dal Presidente del Consiglio che dal capogruppo Bonfà, credo che abbia svolto denuncia per diffamazione, credo. Ma io queste vicende magari sono situazioni strategiche che poi dopo si riportano appunto a queste situazioni, ma mi domando, cioè, accusare la responsabilità a un dirigente, per carità, un dirigente può anche comportarsi male, ci mancherebbe altro, ma il problema è che un'amministrazione, se dà un indirizzo ben preciso, il dirigente non penso che si metta per traverso per non volere assumere queste persone. Questi indirizzi sono stati dati, e in che modo, in che maniera sono stati dati? Sono anni che si chiedono l'intervento di poter assumere in questo. Non siamo stati capaci neanche di assumere del personale in mobilità. Sai come funziona la mobilità nel nostro comune? Che addirittura se una persona è ormai in pianta stabile, che ha vinto un concorso, questa persona che viene chiamata in mobilità deve fare di nuovo una specie di concorso, sia scritto che orale. Capisci che una persona avvilente, che una persona che magari ha già 15 anni che lavora in un altro comune, che ha vinto un concorso, si ritrova addirittura a dover mettersi in gioco un'altra volta, fare una specie di concorso, di essere una valutazione, quando che è già stata valutata e ha vinto un concorso 15 anni fa. È una cosa veramente assurda e vergognosa che succede all'interno del nostro comune. È il fatto che arriva a fine stagione un agente per 15 giorni. Questa è veramente la dimostrazione dove siamo arrivati, e dopo ci lamentiamo che la presenza del stesso presidente è quello che accusa sempre, non manca mai in battigia di osservare la mancanza di figure preposte per il controllo. Se non ce ne sono, chi deve andare a controllare? Se non ce ne sono, chi deve multare? Cioè, è il cane che si morde la coda. Ascolta, oggi fatalità sei solo, non hai colleghi a questa rassegna. Ho dato comunque la possibilità a tutti i candidati, certo, di dire qualcosa. Se un paio di minuti, tu sei candidato alle elezioni regionali, appunto, come ho detto prima. Se vuoi dire qualcosa su questa campagna, se vuoi dire... Ma al di là della campagna anomala che di fine estate, diciamo così, tutta una serie di conseguenze che sono venute, il poco tempo a disposizione, insomma, il fatto che comunque Zaia, diciamo così, viaggia a percentuali molto, molto alte, questo sicuramente fa piacere, essendo nella compagine, diciamo così, di Zaia, dunque alla fine della Lega Zaia, dunque alla fine sicuramente fa piacere, diciamo, però al tempo stesso è una partita che va giocata, deve essere giocata, e ce la giocheremo fino in fondo per rappresentare questa parte del territorio a sud della provincia di Venezia, ma tutto il collegio, diciamo così, veneziano, dei 44 comuni, soprattutto un'area vasta territorio, e soprattutto tenendo conto in considerazione appunto questa parte del sud della provincia di Venezia, Chioggia Cavarzerecona in primis, e tutto il territorio limitrofe. Ecco. Chioggia ha un'opportunità importante, importantissima,
quella di poter far sì di eleggere dei rappresentanti in regione che siano rappresentanti del territorio, e a maggior ragione c'è questa opportunità, visto anche, tiro acqua dalla mia parte, che con Zaia che viaggia a delle percentuali bulgare, diciamo così. Avere rappresentanti, con tutto rispetto parlando, dei colleghi dall'opposizione, a mio modesto parere, insomma, lascia il tempo che trova. Qua bisogna giocarci persone che possano sedersi vicino a Zaia, e a maggior ragione per un interesse appunto di città, di territorio e tutto il resto, che decida, perché è inutile poi dopo venirsi a lamentare: ma non abbiamo rappresentanza, ma non abbiamo persone che ci possono dare delle risposte, portare avanti le istanze come le categorie, le associazioni e tutto il resto del territorio. Abbiamo l'opportunità adesso, sfruttiamola. Qua non stiamo parlando di una partita comunale dove c'è un ballottaggio, ormai è già scritto, l'importante è andare a votare, sia chiaro, ma è già scritto: Zaia sarà riconfermato presidente della regione. Allora a questo punto è soltanto da decidere chi mettere seduto a fianco di Zaia. E allora ragioniamoci bene, abbiamo delle possibilità, abbiamo delle opportunità. Chi meglio può essere vicino a Zaia, sia per partito, sia per qualità, sia per tutto quello che si voglia. L'importante è andare a votare, scegliere le persone del territorio, perché dopo alla fine dico: ma io ho votato, ma magari votano qualcuno da fuori, che poi dopo, con tutto rispetto parlando, fa fatica a incontrare il territorio, a portare le distanze del territorio, e tutta una serie di aspetti, e dunque a maggior ragione ci sono dei candidati locali. A maggior ragione cerchiamo di fare massa critica di opportunità, c'è una zanzara, un'opportunità di far sì che questi possano essere eletti per essere appunto i rappresentanti del territorio. Io penso e credo che insomma le opportunità ci sono, sfruttiamole, e l'invito appunto che faccio all'elettore nei miei confronti. Ho già fatto un'esperienza 5 anni fa, era un'esperienza, diciamo così, più di servizio, però mi ha dato la possibilità comunque di poter essere il primo dei non eletti nella provincia di Venezia. Quest'anno, per tutta una serie di aspetti, di situazioni, può essere anche un'opportunità in più, visto la possibilità di avere più esperienza anche nel territorio e tutto il resto, e dunque a maggior ragione questa opportunità, e poi comunque avere a fianco una figura come Zaia, che è una garanzia, e ha dimostrato, insomma, non devo essere io a presentarlo, chi è e cosa ha fatto e come sta portando avanti il buon governo della regione, l'autonomia, tutto quello che può venirne a capo. Dunque, per farmi un po' di, diciamo così, un po' di pubblicità, andiamo a votare, vota Lega e scrivi Dolfin. Sono anche insieme all'amica di Cavarzere, perché c'è la possibilità con la legge regionale di poter votare anche una donna, dunque la doppia preferenza. Io lavoro insieme anche, diciamo così, in coppia anche con Ilaria Turatti, e dunque c'è anche la possibilità di poter esprimere anche 2 preferenze, di un uomo e una donna. Ecco, io sono qua. Concludiamo questa rassegna elettorale. Grazie, grazie. Grazie a te. A tutti. Grazie.